Saluda a tutti e compacui in orezza sta settimana, terzo giorno di già, dopo Awale e Peorezza ci andiamo noi Viezzole per il droit un giorno artigiano, un giorno piumbadio che ha creato la sua intrapresa in uso paese e sto giorno piumbadio si chiama Jean-Thomas Filippini. RCFM e Campacui. Eravamo lì a Paese, ho sempre avuto e sempre quando era Zidello, tutti i di risera, per vacanze, con l'amica a scuola. Poi dopo piano piano, quando ho avuto il mio permesso, sono sempre culato qui. La nostra stagione è stata fatta appena così da un corpo e geremo, perché non volevo più perdere sempre in tante strade, che lo siano calvi, corti, per il mio lavoro e ho detto, c'è un lavoro qui, donc c'è più un lavoro qui. Ma è un mio lavoro, bon, tutto quello che è piomberia, climatizzazione, ma avevo più lavoro con il comune per arrangiare che lo sia tutte le canalizzazioni dei paesi, perché c'è stato un abbandono comunque e ce l'arrivo appena che per mantenere o per arrivare. Lavoro appena aperto, un aiaccio, un bonivadio, ma quando posso lavoro qui. Il paese per me oggi è movida, mi sono installato qui, voglio comprare una casa che arriva piano piano, ma per me mi vedo veramente campare qui, fare movida qui e forse più tardi una famiglia. Ah, e penso che io paese di Orezza, no? Cioè, sei giorni e perché siamo assai. Ma oggi per me i paesi sono appena l'abbandono, la gente se ne va perché in piaggia è più facile accampare. Ma tutto il mondo riflette così, è vero che da qui a 10 anni o 20 anni i paesi saranno chiusi e non mica là. I giovani, cioè, che capiscono c'è una lotta a ripigliare per costruire qualcosa per questi paesi, perché tutto si perde e non ce l'è mica. Domani, quarto giorno di compacui in orezza, bulteremo in Awale per il droit un giorno purcadio, Jonathan Just. A domani per la seguita di compacui in Urugione Orezzincu. RCFM e Campacui.